essere. Salgono le quotazioni di Cortina per la candidatura alle Olimpiadi invernali 2026. Il governo chiede al CONI un'analisi tecnica dei costi nei 3 dossier delle sfidanti. Le Dolomiti fanno un passo avanti. La decisione romana di spostare i confini della Marmolada a favore del Trentino innesca una nuova battaglia legale dal Veneto e arriva anche una prima interrogazione parlamentare da Forza Italia. Grazie allo sconto di pena concesso dalla Corte d'Appello potrebbe presto riacquistare la libertà il più giovane del gruppo di kosovari arrestati con l'accusa di aver creato una cellula ISIS pronta a un attentato sul ponte di Rialto. Tragedia di Bassano, indagata per abbandono di minore alla mamma di Kelly, il piccolo di 3 anni, sfuggito al controllo e annegato nel canale. Spaccio di droga, giro di vita del nuovo sindaco di Treviso, più controlli della polizia locale ma anche l'eliminazione di nascondigli dei pusher a partire dalle fioriere, un provvedimento che a molti ha ricordato le panchine tolte da Gentilini. Un altro trionfo per la stella della scherma paralimpica, Bebevio conquista a Varsavia la Coppa del Mondo, in 2 anni ha vinto tutto. Approdata a Venezia Energy Observer, la prima barca a idrogeno ed energia rinnovabile, è stata definita la tecnologia del futuro e a tutela dell'ambiente. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, buon sabato, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e si torna a parlare della corsa per le Olimpiadi, la candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026 con un assist a Cortina, quotazioni che salgono in vista della decisione di martedì, sempre che non ci sia uno slittamento da parte del CONI, perché il governo, nel dare il suo appoggio a una candidatura italiana per le Olimpiadi, chiede con una relazione tecnica al CONI di valutare i costi e la sostenibilità ambientale. Sentiamo. Abbiamo messo giù dei punti che noi riteniamo importanti da rispettare e li comunicheremo al CONI. Il governo appoggia una candidatura olimpica italiana a una condizione, che sia una candidatura per una Olimpiade di buon senso. Traduzione di buon senso, attenzione ai costi, no alle spese faraoniche, a candidature suggestive ma improbabili, a rischi di spreco di denaro pubblico. Il governo dà l'ok alla corsa olimpica italiana per il 2026 e nel momento stesso in cui stila per il CONI un decalogo tecnico per la scelta fra i 3 dossier, le quotazioni di Cortina salgono sempre di più. Milano resta in pole position, ma dalle parti del Foro Italico, casa del numero 1 Giovanni Malagò, si potrebbe respirare aria di sorpasso, perché le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sembrano cucite su misura per Cortina Dolomiti 2026. Pensiamo che la candidatura italiana debba essere contraddistinta da un approccio di low cost, basandosi sugli impianti esistenti, qualcosa che sia compatibile con l'ambiente, che lasci un'eredità al territorio, insomma qualche cosa che si misuri esattamente con la realtà sia dell'impiantistica, cioè che lasci un'eredità e che eviti spese inutili o anche, diciamo così, interventi di impatto ambientale dubbio. Low cost come i 380 milioni messi neri su bianco nel dossier di Cortina, un sesto di quelli spesi per Torino 2006, impianti già esistenti, sostenibilità ambientale. Così mentre a livello internazionale, proprio per questioni di spesa, una delle sedi più papabili, l'austriaca Graz, si ritira, in casa nostra l'hashtag Io sto con Cortina si diffonde e si amplia, trovando anche l'appoggio del numero 1 del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga. Ma il peso di Milano non è da sottovalutare, soprattutto se dal cilindro spuntasse anche l'ipotesi estrema di una unione con Torino. Ora scatta il rush finale, i 3 giorni del CONI, poi, martedì in teoria, la decisione finale, anche se i tempi potrebbero slittare, con un decalogo sotto mano e l'avvertimento del governo. Le cose si fanno seriamente e ribadisco, siccome i soldi sono pochi e sono della comunità, se vengono investiti sugli eventi sportivi importanti devono essere puntualmente documentati. Dalle Dolomiti alla Marmolada, la guerra della Marmolada, abbiamo raccontato già ieri con la decisione dell'Agenzia del Territorio di Roma di ridisegnare il confine con una Marmolada totalmente trentina e le reazioni non si sono fatte attendere già nelle prime ore. È notizia di oggi di una interrogazione parlamentare anche dell'onorevole di Forza Italia Dario Bond, ma ci sono una levata di scudi generale da parte del Veneto contro questa decisione, una battaglia legale già annunciata dal governatore Zaia.
Sulle mani della Marmolada, per cui difenderemo con le nostre unghie e fino in fondo quel confine. Il Veneto si batterà in tutti i modi per non perdere la Marmolada. Casus belli la decisione dell'Agenzia del Territorio di Roma di spostare il confine catastale tra Veneto e Trentino, ponendo fine ad una disputa decennale. Il confine tra le due regioni viene fissato sulla linea della cresta della Marmolada che da Punta Rocca scende verso il passo Fedaia. Viene così ribadito quanto stabilito nel 1982 da un decreto dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che di fatto assegna il massiccio al comune trentino di Canazei a scapito di quello bellunese di Roccapietore, una decisione che sconfessa il successivo accordo tra gli allora presidenti del Veneto Galan e della provincia di Trento Dell'Ai, che nel 2002 raggiunsero un'intesa sul confine. Trento arretrò cedendo al Veneto la vetta. Sembrava vicenda conclusa dopo decenni di carte bollate, ricorsi, sentenze. Ora invece la marcia indietro con il nuovo tracciato del confine che scippa al Veneto la Marmolada. Canazei esulta, il bellunese già privato di Sappada si prepara alle barricate con il sostegno della regione che sta valutando tutte le azioni necessarie da intraprendere a livello legale, giudiziario e amministrativo. Ho ereditato una partita di scartoffia da paura, di sentenze contro sentenze e quant'altro. Cercheremo di risolverla. Con il Trentino andiamo d'amore d'accordo e anche con Bolzano, quindi con l'Alto Adige e con Trento. Una questione che deflagra proprio nel momento in cui Veneto e Trentino Alto Adige sono impegnate insieme nel portare a casa le Olimpiadi invernali del 2026 e che riapre l'annosa vicenda degli impianti di risalita sul massiccio. Scrive in una nota l'assessore al turismo Federico Caner: non vorrei che la nuova demarcazione catastale fosse motivata dall'esigenza di rendere possibile il ventilato progetto del comune di Canazei di realizzare un nuovo impianto di risalita alla vetta della Marmolada, tutto in territorio trentino. Si preannuncia una nuova lunga battaglia legale. E sulla questione Marmolada sono intervenuti ieri sera anche gli ospiti di Venti e Dieci. L'appoggio viene non solo dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Massimiliano Barison, collega di maggioranza di Luca Zaia, ma anche da un inaspettato alleato come l'esponente del Partito Democratico Silvano Piazza. Sentiamoli. Io sto con Zaia e sto assolutamente su questa riflessione. È chiaro che se lasciamo i giudici romani decidere, Roma tiferà sempre contro il Veneto, questo è nella storia dei fatti, sia nelle sentenze amministrative, sia anche nelle cosiddette inchieste giudiziarie che hanno visto il vessillo del leone. E chissà per quale ragione noi perdiamo sempre rispetto agli altri. Cioè, è una notazione tecnica, per cui io credo sia giusto in questo caso sostenere l'iniziativa di Zaia, chiederci poi se la Regione in questi anni ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare. C'è bisogno chiaramente di usare il buonsenso su questa partita. Non si tratta, come nel caso di Sappada, di una comunità che chiedeva di spostarsi verso il Friuli, Venezia Giulia, ma si tratta di un territorio che ormai è consolidato nella nostra regione e non si capisce perché per cause burocratiche si debbano rivedere i confini. Evitiamo di aprire una conflittualità su questa partita, ma il Veneto tiene ferma la sua posizione che questo territorio per storia, per appartenenza da sempre è del Veneto. La pagina della cronaca adesso che si apre con la cronaca giudiziaria e con una decisione, uno scenario che certamente farà discutere, che riguarda, lo ricorderete, il gruppo di kosovari che furono arrestati nel marzo del 2017 con l'accusa di aver creato una cellula ISIS pronta a compiere attentati, tra cui un'esplosione letale nel ponte di Rialto a Venezia. Una decisione che riguarda uno dei componenti di questa banda, il più giovane. Ci dice tutto da Venezia Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Venezia, dove la Corte d'Appello ha ridotto a 3 anni e 4 mesi la condanna inflitta in primo grado al più giovane dei kosovari che erano stati arrestati nel marzo 2017 con l'accusa di aver costituito una cellula terroristica affiliata all'ISIS con l'obiettivo di compiere un attentato al ponte di Rialto. In primo grado questo giovane, che era 17enne al momento dei fatti, ora è quindi maggiorenne, era stato condannato a 4 anni e 8 mesi.
Adesso, come vi dicevamo, la pena è stata ridotta di più di un anno, accogliendo la richiesta del difensore dell'imputato, l'avvocato Luigi Quintarelli. Ora ci sarà la possibilità, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, perché la difesa ha annunciato che non farà ricorso in Cassazione, essendo soddisfatta di questa pena. Adesso bisogna capire cosa farà la Procura, ma una volta che questa sentenza venisse confermata ci sarà la possibilità di valutare delle pene alternative, quindi di farlo uscire di prigione per il reinserimento sociale. Questo è quanto la legge prevede. Ricordiamo che questo 17enne era quello che aveva avuto inizialmente le accuse più pesanti rispetto ai 3 imputati di questa cellula terroristica. Era stato proprio lui a pronunciare la frase intercettata al telefono che aveva dato origine all'inchiesta. Aveva detto esattamente: con Venezia si guadagna subito il paradiso, per quanti ipocriti ci sono qua, basterebbe avere una bomba e metterla a rialto. Queste le notizie da Venezia, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso. Stoppa ancora la cronaca e torniamo a parlare dell'incredibile delitto dopo il duello con le spade katane allo stadio Euganeo di Padova, perché si delinea ancora di più lo scenario di questo delitto, di questo omicidio, con un duello che era stato già preannunciato sui social. Sarebbe stato un incontro già chiesto, addirittura fortemente voluto, quello in cui Walter Crispin Sahagún, filippino di 51 anni, cuoco e domestico in una casa padovana, ha incontrato una morte orribile, ucciso a colpi di katana, la tipica spada ricurva giapponese, e di roncola nel parcheggio dello stadio Euganeo, in un duello all'arma bianca con un connazionale scatenato da motivi passionali. Sahagún, separato di recente dalla moglie, padre di 2 figli, si era convinto che la sua ex avesse una relazione con un connazionale, Arca Melvin, 39enne, padre di 5 figli, fermato dalla polizia in zona Montà poco dopo la tragedia. Il sospetto della relazione, stando a quanto trapelato, sarebbe diventato una certezza ossessionante, con tanto di sfida pubblicamente lanciata attraverso i social network. Una sfida che ha trovato il suo drammatico epilogo attorno alle 13 di giovedì, descritta dai testimoni che hanno lanciato l'allarme come di incredibile violenza. Arca Melvin è in carcere e ha sostenuto i primi interrogatori, ma rimangono ancora diversi aspetti da chiarire di una vicenda che a Padova appare senza precedenti, almeno nel passato recente. A Bassano, ora Bassano del Grappa, con la tragedia del bimbo di 3 anni, il piccolo Kelly, annegato in un canale dopo essere sfuggito al controllo dei genitori, e purtroppo c'è anche l'apertura dell'inchiesta, come sappiamo, e la mamma indagata. Adesso ci racconta questo dettaglio importante dell'inchiesta Vanessa Banzato. Sì, buongiorno dalla redazione di Bassano. Abbandono di minore, ne deve rispondere la mamma di Kelly Cuiate, il bimbo di 3 anni morto giovedì annegato in un corso d'acqua ritrovato nella roggia Vica Rosà. La donna, Ami Keita Cuiate, 21 anni, della Costa d'Avorio, come il marito Namori di 31, è stata iscritta così nel registro degli indagati. Ora la vicenda passa alla magistratura, una storia drammatica su cui gli inquirenti stanno cercando di fare luce, perché sono ancora molti gli aspetti da chiarire sulla tragedia di via Maria Prosdocimo a Bassano, a cominciare da quelle persone che potrebbero aver visto il piccolo dirigersi da solo verso il corso d'acqua e che non avrebbero allertato nessuno. Intanto lunedì, lo ricordiamo, verrà fatta l'autopsia sul corpicino di Kelly per chiarire le esatte cause del suo decesso, e attorno alla famiglia del piccolo, arrivata a San Lazzaro da appena 10 giorni con un permesso come rifugiati, si stanno stringendo tante persone. Questo per il momento è tutto, ricedo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato. Parliamo di sicurezza adesso con un blitz dei carabinieri in zona Arcella a Padova. Controlli in forze tra stazione Arcella e Stanga. I carabinieri di Padova tornano nelle aree calde della città, impiegate unità cinofile e militari in abiti civili. Dalle 18 in poi sono state 107 le persone controllate a piedi o in auto. 3 le persone arrestate, tutti stranieri, uno dei quali è stato fermato con l'accusa di rapina aggravata dopo aver minacciato e tentato di rapinare un uomo di portachiavi di valore, di un orologio e di una piccola somma di denaro in via del Bigolo. L'arrestato marocchino di 31 anni, 2 le denunce, un filippino che viaggiava con l'auto confiscata a gennaio, un moldavo è invece risultato senza il permesso di soggiorno.
E sempre a Padova, a proposito di delinquenza, a proposito di degrado, l'annuncio del comune in autunno potrebbe, anzi dovrebbe cadere quello che è stato uno dei simboli del degrado nell'area della Stanga, ovvero il muro di via Anelli. Con tutte queste operazioni io mi auguro che presto non avremo più bisogno di quell'elemento, già oggi non serve più e quindi magari già in autunno mi piacerebbe poterlo eliminare come primo passo di azione di bonifica. Il celebre muro di via Anelli, fatto innalzare dall'allora sindaco Zanonato nel 2006 per isolare il quartiere dello Spaccio dalle palazzine vicine, sarà abbattuto. Con tutta probabilità nel prossimo autunno le ruspe del comune abbatteranno quello che è stato un simbolo della lotta al degrado di via Anelli. Intanto, da Palazzo Moroni, l'assessore Michalizzi annuncia una prima bonifica dell'area, un intervento propedeutico, dice, all'abbattimento dei secondomini. L'amministrazione comunale ha impegnato 50.000 euro per operazioni di pulizia e disinfestazione dell'area, di consolidamento anche di alcuni spazi e locali. L'accordo con il demanio, firmato pochi giorni fa, prevede uno scambio di aree con il comune. L'area di via Anelli però deve essere consegnata libera senza le 6 palazzine, bonificata. Per fare questo l'amministrazione ha messo a bilancio 5 milioni di euro. Passeranno anni però prima che la questura sia pronta. Tutto questo ci vorrà qualche anno, insomma, io credo che prima di avere una questura già, come dire, aperta, allestita, funzionante, dove i cittadini possono entrare, insomma ci vorrà 5-6 anni, questo è il tempo stimato. Ancora amministrazione alle prese con degrado e criminalità, e allora il nuovo sindaco di Treviso contro lo spaccio di droga decide via le fioriere dai parchi perché sono le zone utilizzate come nascondigli per la droga. Via le fioriere dalle aree verdi degradate della città, a cominciare dai giardinetti di Porta Altinia per poi proseguire nei parchi e giardini pubblici frequentati da spacciatori. Prima misura del sindaco Mario Conte contro lo spaccio di droga: eliminare i nascondigli utilizzati dai pusher per occultare o spacciare gli stupefacenti, e che le fioriere come le siepi appartate siano uno dei luoghi preferiti è stato confermato dall'ultimo blitz effettuato dalla polizia proprio nel quadrante di Porta Altinia, dai giardinetti di Sant'Andrea, via Roma, vicolo Orioli. Controllate una cinquantina di persone, per lo più straniere. Con l'ausilio dell'unità cinofila sono state rinvenute alcune dosi di droga nascoste proprio tra le piante delle fioriere, di qui la decisione di eliminarle. Noi vogliamo mettere i nostri agenti nella condizione di poter lavorare nel migliore dei modi, quindi andremo, se necessario, ad eliminare tutti quei luoghi che oggi si prestano appunto a punti di interscambio e deposito di stupefacenti, quindi non lasceremo nulla al caso e assieme alla polizia locale interverremo anche eliminando quelle fioriere che oggi non hanno nulla a che vedere con il decoro, ma sono diventati veramente dei luoghi di deposito di stupefacenti. Chissà se la decisione susciterà lo stesso clamore di quella presa oltre 20 anni fa dall'allora sindaco Gentilini, che tolse le panchine dai giardinetti della stazione per impedire agli extracomunitari di sedersi. Quel che è certo è che la giunta Conte vuole partire con un segnale forte contro spaccio e degrado, e al blitz di ieri, annuncia il sindaco, ne seguiranno altri in diverse zone di Treviso. Noi vogliamo riconsegnare la nostra città alle persone per bene, alle famiglie, ai bambini e agli anziani, quindi non c'è spazio per spacciatori, balordi o gente che continua a chiedere l'elemosina. Un'altra iniziativa della nuova giunta di Treviso è quella del neoassessore all'istruzione Silvia Nizzetto: portare la storia di Treviso e dei comuni della Marca tra i banchi di scuola fin dalle elementari. Prima settimana l'assessore intensa, cambia completamente il registro anche familiare, devo dire veramente, pause pranzo non esistono più, non esiste più niente. Racconta così i primi 7 giorni nella centrifuga di Cassugana, il neoassessore allo sport, associazioni e istruzione della giunta di Mario Conte. Giorni già utilizzati come oggi per visitare le strutture e capire meglio le situazioni. Oggi giro per gli asili infantili e devo dire che tra l'altro, siccome io ho 3 figli, non ho potuto sfruttare l'utilizzo degli asili, quelli comunali, e sono rimasta sorpresa perché sono molto belli, anche se sono delle strutture che hanno i loro anni, però sono veramente con una logica che ancora rispecchia un po' anche il bambino, gli spazi, quindi li ho visti bene. Assessore che ha già in mente di promuovere alcuni obiettivi per le scuole trevigiane. Il primo, portare la storia locale, e non solo di Treviso ma dei comuni della Marca, come materia didattica sin dalle elementari. Perché
la scuola forma i giovani ed è giusto che li formi anche su quelli che sono poi i nostri valori, la nostra identità, una storia infinita che abbiamo, perché 11 secoli di storia non li studiamo a scuola, e io dico sempre, gli ultimi 150 anni va bene, però tutto quello che c'è stato prima è una civiltà che ha insegnato al mondo, siamo stati insomma riconosciuti da tutti anche a livello internazionale, i veneti hanno una storia di cui devono andare orgogliosi e credo che i nostri ragazzini da piccolini a grandi abbiano il dovere ma soprattutto il diritto di sapere da dove provengono. Da quando Treviso era uno dei pochi municipi romani con 4 consoli, al libero comune con il Podestà e Mestre come Porto Trevigiano, dalle meraviglie idrauliche di Fra Giovanni Giocondo con la Brentella, alle vicende amorose di Ugo Foscolo in Villa Franchetti e quelle di Eleonora Duse, Caterina Cornaro e Freia Starca ad Asolo, sono solo alcuni dei punti di un programma didattico unico ed affascinante che Treviso sta già condividendo con altri comuni della Marca. C'è molto da conoscere e l'entusiasmo c'è, è una cosa che porto, è il mio sogno nel cassetto. Posso dire così, un sogno nel cassetto che vorrei riuscire pian pianino, già ne sto parlando anche con altri sindaci, vediamo. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla cronaca, ripartiamo dalla Marca trevigiana, o meglio dalla zona castellana della Marca, da Castelfranco, con una festa di fine anno scolastico finita nel peggiore dei modi. Dalla festa di fine anno alle aule del tribunale. 5 genitori, 3 italiani e 2 marocchini alla sbarra dopo la maxi rissa scoppiata al rinfresco per la fine dell'anno scolastico. I fatti risalgono al 2015, quando durante il banchetto 2 ragazzini marocchini che nulla c'entrano con la festa si intrufolano cominciando a mangiare e bere. Una presenza che viene tollerata da quasi tutti fino a quando un genitore non decide di intervenire cercando di allontanarli. Alla scena assiste il papà di uno dei ragazzini stranieri che interviene in difesa del figlio ed è a questo punto che nasce la zuffa finita a calci e pugni. I protagonisti si denunciano per lesioni a vicenda e davanti al giudice di pace nel 2016 finiscono in 5, 3 italiani, 2 uomini e una donna, tutti quarantenni e i genitori di uno dei ragazzini, mamma e papà di 30 e 35 anni. Ora i 5 dovranno difendersi davanti al tribunale. Dalla festa rovinata alla festa vera sportiva di Bebe Vio che continua a stupire la nostra stella del scherma paralimpica, che ha vinto la Coppa del Mondo a Varsavia. Qui vediamo il momento della premiazione, emozionata la campionessa che è salita sul podio e ha subito condiviso la gioia con i propri fan sui social, ha annunciato su Facebook vittoria, era ora ragazzi, e dopo i giochi senza barriere e gli esami universitari, la Coppa del Mondo a Varsavia, posso pure, ha detto, rilassarmi. Una campionessa dunque che ha ringraziato tutti e che negli ultimi 2 anni davvero ha vinto ogni cosa, comprese le Olimpiadi, le Paralimpiadi nel 2016. Ancora lo sport adesso con le prime parole del nuovo direttore sportivo della Nerossi Vicenza Virtus. LR Vicenza Virtus, tempo di presentazioni, il gruppo operativo si è insediato, il trasloco è stato fatto, ora dalle parole è tempo di fatti. Molto c'è da fare, da armonizzare tra un passato che resta, un presente con molte novità e un futuro tutto da costruire, operazioni di cui il nuovo DS, direttore sportivo, è ben conscio. Dove dobbiamo essere bravi e creare questa unione tra quello che arriva e quello che c'è. E non è semplice, questo si fa con, credo, un po' di intelligenza, un po' di tempo e poi conoscendoci meglio le cose si risolvono di solito molto facilmente tra persone intelligenti che abbiamo trovato qua. Concretezza, correttezza, umiltà, spirito di squadra, dentro e fuori il campo, molte le cose ancora a cui mettere mano dalla squadra. Partiamo già con una buona base, diciamo, no? Conosciamo molto bene i pregi ma conosciamo anche i difetti di questa rosa. L'intenzione nostra è quella di incrementarla, di migliorarla con qualche innesto di spessore. Non mancano le riconferme? Abbiamo proposto un rinnovo a Giacomelli che ancora non ci ha dato una risposta, abbiamo contrattizzato invece Bianchi che siamo molto contenti perché rispecchia un po' quello che è la nostra mentalità, quello di non mollare mai, quello di lottare su ogni pallone, cioè questa è la cosa alla quale ci teniamo veramente molto.
Alla questione campo d'allenamento, il contratto con la sede di Isola Vicentina è scaduto, ma già ci si sta guardando attorno e nel frattempo, prima del ritiro di Asiago, l'appuntamento è per venerdì al Menti e intanto ai tifosi viene lanciato un messaggio. Noi dobbiamo lavorare e impegnarci per dare a loro le giuste soddisfazioni. E adesso il passaggio di ieri a Treviso dell'alpino paracadutista che sta facendo a piedi il Giro d'Italia alla bella età di 85 anni. Alessandro Bellier. Alpino paracadutista. Ecco, da dove viene perché fa questa marcia? Vengo da Genova e arrivo a Palermo il 24 ottobre, giorno del mio 85esimo compleanno. 85 e non sentirli, o quasi. Marcia spedito per l'ennesimo Giro d'Italia, questo singolare atleta che oggi, per la terza volta in pochi anni, è ripassato per Treviso per incontrare il nuovo sindaco. Voglio parlare con i giovani e con i diversamente abili di fare sport. È la quinta marcia dell'Alpino Belliere, che vuole promuovere, con gli oltre 20.000 km già percorsi a piedi, l'attività motoria anche come forma di socialità vera e non virtuale. Io voglio dire ai giovani di stare leggermente meno sullo smartphone e leggermente meno sul computer e fare sport, qualsiasi tipo di sport. Anche fare qualche camminatina di 1 chilometro o 2 tutti quanti i giorni, perché a camminare in una Italia così bella è un peccato stare chiusi oppure internati con questi computer che fanno con tutti questi giochini. Non cede di un passo l'alpino paracadutista che a 85 anni sa di essere un esempio di energia per tutti, cronista compreso, che con un po' di fiatone chiede. Ecco, ma senta, ma perché camminare? Cioè, voglio dire, alla sua età non poteva starsene tranquillo a casa, no? Allora, molti aspettano questa benedetta morte stando in un caffè oppure a casa davanti alla televisione. Io torno a dire, abbiamo un'Italia così bella, io la voglio visitare fino ai 115, 120 anni sono pronto, io faccio lance, ancora sono anche subacqueo, faccio qualsiasi cosa che fa un sessantenne. Ed ad attendere questo singolare atleta all'ombra della loggia dei 300 il sindaco Mario Conte e una rappresentanza degli alpini trevigiani. Scambio di regali e fotografie ricordo con annesse battute scherzose. Quando le gambe sono stanche si consiglia di camminare con il cuore, ma lui già lo fa. E quindi l'augurio buon cammino perché ne avrei. Grazie, ce ne ho ancora tante. Poi di nuovo in cammino verso la prossima meta, non prima di averci svelato il suo elisir di lunga vita, di camminata. Perché ho fatto moltissimi sport e poi io cambio amoroso ogni 2 anni e sono di una felicità spaventosa. Polvere! Maestà! Beh, davvero una bella ricetta quella dell'alpino paracadutista. Adesso vediamo l'approdo a Venezia di Energy Observer, la prima barca a idrogeno ed energie rinnovabili. Da oltre un anno fa scalo nei porti di tutto il mondo per portare il suo messaggio d'amore per il pianeta. È approdata all'isola della Certosa Energy Observer, la prima imbarcazione elettrica alimentata completamente a idrogeno ed energie rinnovabili. Fino al 16 luglio resterà a Venezia, 23esima tappa di un giro intorno al globo cominciato nel giugno dello scorso anno dallo scalo francese di Saint-Malo. Finora ha già percorso ben 7.000 miglia senza emettere la minima traccia di gas serra né di polveri sottili. La spedizione non ha un valore solo simbolico ma anche scientifico. L'obiettivo è di testare in condizioni estreme una serie di tecnologie energetiche a impatto zero. Un mix di solare eolico e un doppio stoccaggio con batterie dell'idrogeno prodotto a bordo con l'elettrolisi dell'acqua di mare porta l'imbarcazione molto vicina all'autonomia energetica. I veneziani potranno visitarla e incontrare l'equipaggio all'interno del villaggio espositivo allestito per l'occasione dal 7 al 15 luglio nella marina della Certosa. È tutto per questa prima edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di sabato 7 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, il cielo si presenterà infatti sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Possibili soltanto occasionali piovaschi pomeridiani sui monti del Vicentino. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 33 gradi circa.
Spostiamoci ora sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui sarà una bellissima giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque, salvo per occasionali ma innocui addensamenti lungo le aree costiere. Temperature minime comprese tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino, Alto Adige. Il tempo sarà lievemente instabile con qualche rovescio temporale possibile soprattutto sui settori alpini di confine. Buono ovunque, altrove con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 15 e 16 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 29 e i 31 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.